La festa pare finita, non per lo Stato sprecone, sia chiaro, ma per i furbetti del fisco nell'occhio del ciclone targato Fiamme Gialle. Dopo le feste e le sagre, le dichiarazioni false per ottenere affitti agevolati, nel mirino della Guardia di Finanza del Veneto da qualche giorno ci sono gli affitti delle case vacanze che dovrebbero finire nella dichiarazione dei redditi ma che molto spesso non vengono dichiarati. Il locatario non rischia nulla, ma il locatore, privati o agenzie immobiliari sì, eppure grosso. A Jesolo, così come a Cortina, è stato di allerta. Nessun accanimento, assicurano dal comando della Guardia di Finanza di via Mezzaterra, che proprio qualche giorno fa ha denunciato un impiegato comunale di San Vito che gestiva, senza averne l'autorizzazione, l'amministrazione di alcuni condomini. Sulla nuova operazione delle Fiamme Gialle interviene il governatore del Veneto, Luca Zaia. Sono estremamente convinto che se c'è qualcuno che pensa di farla franca, di evadere a scapito della povera gente che paga tutte le tasse, è bene che questi siano perseguiti. Insomma, per vivere con l'animo in pace bisogna rispettare le regole, dice il presidente della prima regione turistica d'Italia. Certo, i controlli nel periodo clou delle vacanze non possono non richiamare alla memoria il blitz di Capodanno degli ispettori dell'Agenzia delle Entrate a Cortina. L'eco del danno mediatico di quei giorni si sente e si vede ancora oggi. Si è controllato a Cortina, si è controllato a Jesolo, si controllerà da qualche parte, io spero che si faccia altrettanto in tutta Italia, in altri posti dove magari c'è meno coraggio ad andare.